Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto a chi è qui in Consiglio regionale, a chi ci sta seguendo in streaming. Sono veramente particolarmente orgoglioso dell'accordo sottoscritto tra l'Università Federale di Santa Maria dello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile e l'Accademia della Bona Creanza, Accademia della Lingua Veneta, per l'avvio di un corso accademico sulla lingua veneta. Vorrei innanzitutto ringraziare il professor Alessandro Mocellin, direttore dell'Accademia della Bona Creanza, grazie al quale la lingua veneta è diventata materia di studio universitario. E vorrei anche ringraziare il collega Sandonà per aver promosso questa conferenza stampa. Con Luciano Sandonà su questi temi la convergenza e la, sensibilità è sempre in sintonia. L'ottobre scorso, in occasione della riunione a Venezia della Consulta dei Veneti nel Mondo, ho lanciato una proposta ambiziosa, quella di dare vita a una sorta di Commonwealth veneto che ci unisca attraverso i rapporti economici, scambi culturali e anche politici. Ecco, io credo che questo corso possa rappresentare un tassello per la costruzione di questa comunità veneta internazionale e sovranazionale, che si riunisce sotto l'egida di un simbolo, San Marco, con il suo saluto di pace e sotto una lingua, quella veneta. Se da parte esprimo la mia soddisfazione per questo corso di studi, dall'altra non posso fare a meno di evidenziare con rammarico che lo Stato italiano nega l'esistenza della lingua veneta. In Brasile, dal 2014, il governo federale ha definito il Talian, ovvero il veneto brasilero, come lingua riconosciuta e patrimonio immateriale del Brasile, mentre l'UNESCO, assieme al Consiglio d'Europa, riconosce e inserisce nel Red Book of Endangered Languages, annoverando fra le lingue minoritarie meritevoli di tutela la lingua veneta. Secondo stime attendibili, il veneto brasiliano sarebbe parlato da circa 500.000 di persone in 133 città. Nei fatti, il Talian è ufficialmente la seconda lingua più parlata in Brasile. Nessuno è profeta in patria, verrebbe da dire. Quindi, se all'estero appunto quello che nel nostro paese non sia ancora riconosciuto e realizzato si può fare, ricordiamo anche i riconoscimenti di patrimonio immateriale dati dallo Stato sloveno e dallo Stato croato all'Istro Veneto. Oggi appunto ricordiamo quello che appunto in Brasile invece viene fatto. Oggi in Brasile risiede la più grande collettività di italo-discendenti al mondo, stimata in circa 32 milioni di persone. Qui si aggiungono circa 730.000 cittadini con passaporto italiano. Le concentrazioni più importanti di italofoni, in maggioranza di lingua veneta, si individuano negli stati del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Spirito Santo e San Paolo. A tutt'oggi le comunità venete più numerose sono insediate prevalentemente negli stati brasiliani del Rio Grande do Sul e Santa Caterina a Curitiba, capitale del Paraná, oltre che nei comuni di Santa Teresa e Vendanova do Migrante dello Spirito Santo. I numeri tuttavia poco dicono della grande emigrazione e della vita difficile e complessa delle nostre comunità. A rendere omaggio al ruolo che ebbero e al contributo che diedero, nel 2008 la Repubblica Federale del Brasile ha istituito la giornata dell'emigrante italiano, Dia Nacional do Migrante Italiano, che ogni anno si celebra il 21 febbraio in ricordo del viaggio compiuto nel 1874 dalla nave La Sofia, armata da Pietro Tabacchi per trasportare da Genova 386 tra veneti e trentini nello Stato del Spirito Santo, evento che simboleggia l'inizio del processo di migrazione di massa degli italiani in Brasile, pur preceduti da arrivi più limitati in diversi stati del grande paese. In 150 anni non si sono mai spezzati i legami tra coloni che giunsero dapprima nelle due colonie del Rio Grande do Sul, Duconde e a Dona Isabel, oggi Garibaldi, e Bento Gonçalves, create dalle autorità brasiliane, a cui si aggiunsero poi la colonia di Nova Palmira, attualmente Caxias do Sul, e nel 1877 la quarta colonia, battezzata Silveira Martins, creata vicino a Santa Maria. Non possiamo dimenticare le fatiche, i sacrifici, i dolori sopportati dai nostri emigranti, che hanno letteralmente costruito paesi e città, fatto degli stati del sud un vero motore dell'economia brasiliana, come il Veneto ha fatto in Italia. Non a caso che ci si trovi in Rio Grande do Sul, in Paraná, a Curitiba, soprattutto nel quartiere di Santa Felicita,
nello stato di Santa Caterina, ma anche a San Paolo, è difficile non ritrovare i modelli e stili di vita tipicamente veneti. Ecco perché ha senso parlare di un'identità veneta i cui confini travalicano quelli geografici. Ecco perché ha senso parlare di una cultura veneta ed ecco infine perché ha senso ed acquista valore il corso di lingua veneta che unisca il popolo veneto tra i mari e gli oceani. Quindi veramente complimenti per questa iniziativa, grazie per la presenza qui nel Parlamento del Veneto e lascio parola per la conduzione della giornata al collega e amico Luciano Sandonà. Prego. Grazie Presidente. Si può aggiungere ben poco a quello che ha già detto il Presidente Ciambetti parlando della giornata di oggi e di questo incontro in Consiglio regionale. Sono anche particolarmente emozionato e particolarmente felice oggi di ricevere questa delegazione di nostri cittadini. Sono cittadini brasiliani ma con il cuore e la testa veneta. E in particolar modo fra questi l'amico Marcos Duncan che conosciamo già da qualche anno e che sta portando avanti questi progetti culturali, progetti sulla lingua veneta in maniera accademica, ma anche quindi molto seria, ma anche con molta forza e con molto spirito, perché la lingua veneta è la prima lingua di Marcos Duncan, ma di tantissimi nostri concittadini italo-brasiliani e veneto-brasiliani che parlano il veneto brasiliano. E siamo andati varie volte nel Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile, e abbiamo trovato delle comunità eccezionali, fatte da veneti come noi, che portano avanti la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra tradizione. Tutto quello che noi facciamo e quello che noi facciamo, il nostro lavoro, il nostro spirito cristiano, l'attaccamento alla religione e tutto quello che sono le nostre radici. E l'abbiamo visto in tutte le comunità del Rio Grande do Sul. Veramente abbiamo lasciato il Veneto. Rio Grande do Sul è definito l'8ª provincia del Veneto ed è definita, io credo, a ragione, 8ª provincia del Veneto. E ci sta anche davvero sorprendendo con questi progetti culturali, progetti che sono veramente all'avanguardia anche per il Veneto, perché come sottolineava il Presidente Ciambetti, la lingua veneta non è ancora riconosciuta dallo Stato italiano e questo è una grave mancanza, è un grave problema che abbiamo all'interno del nostro sistema giuridico e non è riconosciuta come lingua minoritaria, pur essendo di gran lunga la lingua che non è italiano più parlata nella penisola. E questo è quanto. Quindi chiudo il mio intervento dando il benvenuto, come ha detto il Presidente Ciambetti, in questa che è la casa di tutti i veneti. Noi ospitiamo tantissime iniziative, tantissime e bellissime idee, ma devo dire che quell'iniziativa di oggi e il fatto, ancora un ringraziamento a voi per aver fatto questo viaggio, essere ritornati nella terra dei padri, diciamo, dove sono partiti. So che siete particolarmente orgogliosi di riscoprire le vostre radici e noi siamo particolarmente orgogliosi di avere delle persone come voi che ci sono vicine dall'altra parte dell'oceano e crediamo che dobbiamo di rinsaldare e di rafforzare maggiormente i nostri legami, non solo con la nostra storia, ma anche guardando al futuro, guardando a quello che sono gli sviluppi dell'economia moderna, di tutto quello che sono anche le nuove reti mediatiche di comunicazione moderne. Tutto questo deve essere fatto tenendo presente che lì ci sono dei fratelli come noi del Veneto. Grazie. Aldo Rozzimaria, anche se un po' timido, ma lo facciamo gestire la cosa. Si sente? Buongiorno a tutti. Sì, brevemente, perché l'emozione
che accennava prima il presidente Luciano Sandonà e parte di tutto il gruppo, accompagnare per la prima volta ai veneti del Brasile in Veneto e spiegare sulla nostra terra e vedere, far conoscere le nostre strade, i nostri palazzi, i nostri borghi, le nostre case storiche. È un'emozione e qui oggi ci troviamo e voglio ringraziare il Presidente del Consiglio regionale e i consiglieri regionali che partecipano questa mattina, perché siamo nella Casa Comune dei Veneti e ricevere i Veneti oltreoceano e dare attuazione anche al primo articolo dello Statuto della Regione che parla che il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i Veneti nel mondo. Quarta colonia, gli amici oggi presenti, professori accademici del Rio Grande do Sul, la regione lo stato più al sud del Brasile, vengono appunto del Rio Grande do Sul e quarta colonia. Ecco qua una foto di Ivorá a novembre dell'anno scorso quando abbiamo fatto la visita. Ecco, America, America, il grido dei nostri migranti alla ricerca di una nuova vita e dell'oceano. Tutti ricordiamo che hanno dovuto lasciare dopo la unità d'Italia milioni di veneti, si parla di 1 milione di veneti e del Friuli che sono partiti in breve periodo e che sono arrivati soprattutto in Brasile e l'Argentina per varie cause, tra queste le carestie, la fame, la leva. L'arrivo in Brasile non è stato facile, è stato drammatico. Sappiamo come da Porto Alegre sono andati verso il Mato, verso la zona soprattutto che riguarda la quarta colonia, che era l'ultima parte dell'emigrazione, e con quanto sacrificio hanno dovuto rifarsi una vita, dopo che in Italia avevano detto che sarebbe stato, le condizioni di viaggio sarebbero state molto diverse. Identità e tradizione sono come il lavoro, la fede, come ricordava come valore il consigliere Sandonà. Tanti valori si mantengono oltreoceano e fanno sentirsi, quando uno a questa distanza enorme, sentirsi a casa, perché loro mantengono le nostre tradizioni, mantengono le feste, il cibo, le processioni, le attività, ma soprattutto con tanta amicizia e fratellanza ogni volta veniamo ricevuti, che deve essere ricambiata. Il presente e il futuro, finisco con questa fotografia della inaugurazione del Leone di San Marco, che il leone, come abbiamo visto questa mattina in Basilica di San Marco, il leone simboleggia il popolo veneto, risponde a un messaggio molto universale di pace, ma anche un messaggio molto identitario, molto locale. E quindi in questa entrambe valenza, ma soprattutto nei valori che rappresenta la nostra bandiera, il nostro leone, ci riconosciamo tutti quanti. Quindi siamo qui per dare testimonianza alla nostra fratellanza, continuare il lavoro nelle attività tra l'Associazione Veneti nel Mondo e l'Associazione Veneta di Ivorá, ma tutta la rete che si sta creando attorno a vari attori con l'università, la Buona Creanza, si è parlato di Alessandro Mocellin e tanti altri che stanno partecipando in mantenere questo ponte di fratellanza con oltreoceano. Ma non è solo in andata, ma è anche di ritorno, quindi benvenuti in Veneto, benvenuti a casa nostra e saremo sempre vicini per collaborare nel costruire l'avvenire. Grazie. Chiamo il professor Marcos Zancan e gli altri professori della delegazione, per favore. Vi presentate voi? Sì. Okay.
Perfetto, possono utilizzare il cambio. Buon dia a tutti quanti. Parlo in lingua veneta, la mia lingua madre. Anche per voi altri qua del Veneto, sentire come che parliamo il Veneto in Brasile, se è tanto diverso o no. Mi sono Marcos Daniel Zancan, professor dell'Università Federal de Santa Maria, la UFSM, nel Stato del Rio Grande do Sul. E siamo qua, insieme a un gruppo di professori e anche scolari di pós-laurea dell'Università Francescana de Santa Maria. E volemo presentarvi il lavoro che siamo di fare nelle nostre università per la storia, lingua e cultura veneta nel Stato del Rio Grande do Sul, Brasile. Ringrazio al signor Luciano Sandonà, presidente della prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, e anche al signor Aldo Rossi Marin, presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo, per questa incredibile opportunità di presentarvi il nostro lavoro qua, nel Consiglio regionale del Veneto. Con grande emozione mi sono qua, per la prima volta, nella terra mare, dove parlo nella mia lingua mare, la lingua veneta, che la vuoi imparare a casa, in famiglia, e che adesso la è diventata una disciplina curricular nell'Università Federal de Santa Maria, la prima università del Brasile a farlo, e forse la prima del mondo. Questo è il motivo di tanto orgoglio per noi altri, ma soprattutto un omaggio ai nostri bravi migranti, di portare il rispetto e la dignità a loro e ai suoi discendenti, che in Brasile hanno patito di tutto, dalla fame alla perseguizione, per essere differenti e anche da parlare la sua lingua madre. Nel tempo della Seconda Guerra Mondiale, tanti si portati in prigione solo che per chiedere di cantare o pregare in Veneto. Ma portare la lingua veneta dentro l'università non è stata mia una roba semplice. Il nostro lavoro è cominciato ancora in 2017 e abbiamo lavorato tanto in questi 8 anni. In 2018, la UFSM ha fatto un accordo di cooperazione internazionale con l'Accademia della Buona Crianza, con il presidente professor Alessandro Mocellin, che fa parte della nostra cattedra di lingua veneta. Ringraziamo tanto l'Accademia della Buona Crianza per tutto che la fa per la lingua veneta nel mondo e anche all'Associazione Veneti nel Mondo per tutto che fa per la cultura veneta nel mondo. Abbiamo anche il supporto storico della dottoressa Katia Dalmolin, direttore del Centro di Studi Luigi Amuraro, della nostra regione della quarta colonia di immigrazione italiana, nel centro del Stato del Rio Grande do Sul, e che adesso a tempo abita qua nel Veneto. E con onore abbiamo lavorato insieme per il slancio del libro che si chiama Ti tasi sempre te parli mai, che parla della perseguizione dei nostri discendenti e immigranti che non potevano parlare la sua lingua madre nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo è stato fatto perché l'università ha bisogno di lavorare sempre di modo accademico, drill la scienza. E la scienza, attraverso tante ricerche, in speciale della Università di Utrecht, Olanda, lascia chiaro che la lingua veneta è una lingua internazionale, sparpagnata in tutti i cantoni del mondo con la grande immigrazione. E lo stesso è successo con l'inglese, spagnolo e anche con il nostro portoghese. Sicuramente il Veneto, parlare qua nel Veneto e anche in altri posti del mondo, come fa in Brasile, legale sue particolarità e differenze, ma questo è naturale con tutte le lingue vive e se succede anche col portoghese parlare dentro del Brasile. Così, anche la lingua veneta ha nomi diversi nel mondo. Drill la scienza, la UFSM la chiama col suo nome scientifico, lingua veneta, e doparemo la grafia internazionale del Veneto moderno, approvata da questo Consiglio regionale. Così, facciamo un lavoro che non aiuta solo che la nostra regione, ma aiuta la lingua veneta e i veneti in tutto il mondo. Mai dimenticarsi delle parole del scrittore Darcy Los Lusato, morto in 2020. La lingua veneta è la base della cultura. Se la lingua la si finisse, la cultura la si finisse insieme. Adesso vogliamo presentarvi un pochettino della nostra regione e del nostro lavoro nella Università Federal de Santa Maria e nella Università Francescana. Grazie dal cuore. Il saluto della professora Rosemar Vestina e dopo la nostra presentazione. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. È immenso il piacere di stare insieme con Valtteri, rappresentando la nostra università francescana e con il nostro lavoro. E ringrazio l'accoglienza di tutti quanti e portiamo la seconda volta insieme con il Presidente i libri che abbiamo fatto in nostra università che parlano della nostra cultura, il libro della polenta, il libro del colono va alla scuola e il libro che facciamo la insegnanza della lingua, della cultura e degli abiti dei veneti in nostra regione. Dopo parleremo di più. Grazie. Bem, abbiamo diviso la nostra presentazione in tre parti. Faremo svelti, corta, ma prima, dove siamo, chi siamo e cosa famo. Perché non so se tutti qua in Veneto sa queste tre domande. La prima chi siamo? L'Università Federale di Santa Maria, università nella città di 350.000 abitanti, che ha più di 30.000 studenti e che la pubblica. L'Università Francescana, anche in Santa Maria, con più di 6.000 studenti, che è particolare dell'Ordine di San Francesco Francescana. Siamo di lavorare insieme. Le università si cominciano a lavorare insieme per aiutarsi a promuovere progetti che portano scienza, cultura alla nostra comunità. I nostri progetti, bisogna dirvi che abbiamo il progetto Quarta Colonia, il progetto di estensione dell'Università di Santa Maria, in cui l'università la va in le comunità a portare la conoscenza, portare la storia, fare attività culturali e scientifiche per fare la comunità capire la storia della sua cultura. Anche il progetto, il programma di post-laurea in educazione in scienze e matematica dell'Università Francescana, che fa ricerche sulla scienza, ma anche sulla questione della cultura, e il gruppo di ricerca in educazione patrimoniale e ambientale della UFN. Penso che tutti conoscono un pochettino del mondo, solo per sapere da dove siamo venuti e dove siamo qua nel sud del Rio Grande do Sul, per sapere un pochettino quanto grande è il Brasile in comparazione con l'Italia. Per questo che qualche domanda sono andare in Brasile non go a i Veneti, ma bisogna prima fare una ricerca in dove sei Veneti, perché il Brasile è un paese continentale, è più grande che l'Europa. Qua l'immigrazione, tutti sanno della storia, delle difficoltà che i nostri avevano qua e della pubblicità del momento. Venite a costruire il vostro castello, il sogno con la vostra famiglia. Un paese di opportunità, vita in abbondanza. In Brasile potete avere il vostro castello. Buona la pubblicità. Ma la difficoltà sta grande per quelli che si andà e anche per quelli che si resta. Penso che sia difficile per tutti. In Brasile non ha cattare niente, neanche il sole, perché per cattare il sole ha bisogno di cominciare a tagliare il bosco per vedere il sole. E quelli che si resta qua, i gatti anche la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, allora la difficoltà è grande per tutti, quei che si andai e quei che si restai. La prima emigrazione si comincia in Spirito Santo, nel 1874, 151 anni in Rio, a Spirito Santo, si chiama la regione sud-est del Brasile, e dopo viene para o Rio Grande do Sul, São Paulo. Importante dire che São Paulo está na migração para laborar em plantação de café e cana de sucro, entanto que o Rio Grande do Sul era para mettere persone dentro un posto dove non aveva nessuno, solo il bosco, differente. Per questo forse noi manteniamo più viva la cultura, perché abbiamo vissuto con le bestie e con gli arbori per tanti anni senza vedere nessuno che parli portoghese o della cultura del sud del Brasile. La prima che arriva 20 maggio 85 a Nova Milano, adesso Farroupilha. La quarta colonia, che è la nostra regione, la nostra area di attuazione delle nostre due università, ha adesso 9 municipi che fa parte, 9 comuni. Qua abbiamo rappresentanti di Ivorá, che sono me, di Nova Palma, professora Rosemar, dona São João do Polesine, professora Ana, allora 3 comuni e qua con altri della quarta colonia di immigrazione che si chiama Silveira Martins. La nostra localizzazione
chi conosce sa che è tutto vicino, e le città piccole, che fa tante città piccole qua del Veneto che mantiene la cultura, la tradizione, l'architettura qua del Veneto. E anche 3-4 anni in Rio abbiamo ricevuto da UNESCO la certificazione che fa un geoparco della UNESCO. Questo fa la nostra regione diventare una regione conosciuta in tutto il mondo per il geoparco, e anche la nostra cultura e anche la nostra storia che fa parte del contesto del geoparco. Noi siamo 10-12 persone che sono in questa grande migrazione. Bisogna anche a tutti qua del Veneto sapere la quantità. Il Brasile, dal 1974 al 1910, va 1.300.000 immigranti in Brasile. Nel Rio Grande do Sul, in quasi lo stesso periodo, 84.000 persone, tanta gente. Per sapere noi sei veneti, si può vedere questo mappa qua. Il percentuale di persone che ha origine italiana, ma in gran parte sicuramente veneta, che è la grande maggioranza. Rio Grande do Sul, in cui 27% ha sangue italiano, Santa Catarina 50%, Spirito Santo anche 50%, ma si vede che anche in nord-est, nord, centro-est, si catta discendenti di migranti che si sparpagliano in tutto il Brasile, anche a Rio Terre, Rio Lavoro, e così la cultura, la migrazione e la partecipazione veneta anche di altre regioni d'Italia fa parte in cui di tutto il nostro Brasile. E questo comincia il viaggio, un viaggio lungo che si sta parlando prima, difficile, con le navi, nella nuova terra, la cucagna che mai ha catà. La nave, una delle navi che parte dal porto di Genova, dopo che arriva a Brasile, qua all'ospedaleria di São Paulo, i migranti, si vede tutte le facce, non c'è nessuno lì di ridere, non c'è nessuno lì di fare turismo, e di provare una nuova vita in questo nuovo paese. E qua, a Rio de Janeiro, dove il mio nonno le ha passato, mio bisnonno, mi so che in quelle porte lì, il mio bisnonno le ha passato nel 1883. Dopo che arriva nella regione che si chiama Rio Pardo, non aveva più come andare con piccole navi, toccava andare a piedi o con questo trasporto di carro Weibo, uomini a piedi, 160 km, una settimana, donne, cei, rento, una difficoltà enorme, mangiare poco, acqua poco, dormire nelle strade, fin arrivare al posto che noi chiamiamo in coi del Barracão de Valdebuia, che era un posto dove tutti arrivavano e spettavano lì la sua terra. Na riva, davanti un rio. Si vede la situazione difficile, tutte le famiglie insieme di rispettare la terra, in cui abbiamo questo monumento per ricordare di questo posto. E qua, di rispettare la terra, tanti sono morti. Noi neanche arrivati alla sua terra, perché è una malattia che colpa più di 400 persone in un piccolo periodo di tempo. E era tanto difficile perché arrivava più gente della capacità che il governo brasiliano aveva di misurare le terre. E il mio bisnonno resta qua 7 mesi di rispettare il sottocco di terra, a Ivorá, Nova Udine. Questa è una foto che rappresenta il centro di Caxias do Sul. Noi abbiamo mia foto della quarta colonia di quel periodo per vedere come era il comizio. E adesso metto qua la foto di Caxias do Sul in cui. Questo solo per vedere l'importanza dell'immigrazione, l'importanza dei veneti in sud del Brasile per aiutare il Brasile col sviluppo industriale, culturale e tutto. Ora, il Brasile è un paese fatto da immigranti e la migrazione italiana, con tante altre, ha aiutato tanto nella formazione e nel sviluppo del Brasile. Torna alla stessa foto, non si può lasciarla di metterla qua, quasi a Ivorá. Adesso parliamo della lingua e cultura veneta in Brasile. Questo monumento inaugurante l'anno passato e anche Aldo Rossi Marins era con altri qua. Benveniste a Ivorá, la Nova Udine, terra del Monte Grappa brasiliano. Allora, le nostre denominazioni Nova Udine, la nostra lingua veneta presente, ogni volta più presente. E anche questa non si può lasciare di vedere i nostri eventi, cosa facciamo, e che per noi, forse tanti del Veneto, so che tanti potranno vedere questa presentazione, non conosce questi veneti brasiliani, ma noi conosciamo tanto la nostra terra di origine, conosciamo tanto i nostri simboli, la nostra bandiera, il nostro leone, che rappresenta la nostra cultura. Siamo brasiliani di cultura gaúcha,
ma siamo italiani di cultura veneta. Questo è importante dire, la nostra cultura, la nostra identità. Qua un pochettino sulla lingua veneta, i dizionari che si lavora, la evoluzione, la lingua veneta in Brasile è chiamata di tanti nomi, lingua veneta, Veneto sul Rio Grandense, Veneto brasileiro, anche italiano, ma la scienza, la Università di Utrecht, la dice che la lingua veneta, la lingua che parliamo in Brasile, è la varietà brasiliana della lingua veneta, fa parte della famiglia linguistica veneta. La parte della proibizione, dove era proibito parlare la nostra lingua, in periodo Vargas, che se sta un periodo piccolo, ma bisogna dire che il problema non sta in questo periodo, il peso è venuto dopo, perché con questo periodo di persecuzione del governo, dopo che comincia la persecuzione sociale, dove essere immigranti, dove essere contadini, dove essere parlare la lingua veneta, era motivazione per farti essere de manco. Questo è il problema che patimo, per questo che per tanto tempo i pare mai bisogna insegnare i suoi figli, non parlare a Veneto con i suoi figli per paura di quel periodo, perché per non essere, diciamo, una motivazione da ridere o da essere una persona de manco, che anche a me, in gli anni 90, ho sofferto questo dentro l'università. Ti arriva di parlare un portoghese con l'accento veneto, come un contadino dentro l'università, è una roba che adesso comincia a cambiare, grazie a Dio anche in Brasile. Negli ultimi anni, parlare veneto, parlare la lingua di immigrazione, comincia a essere una roba bella e buona. E si vede anche perché il veneto adesso si insegna dentro l'università. Questo è un cambiamento anche sociale dentro alla nostra comunità. Gli eventi che abbiamo fatto, un seminario che abbiamo portato qua la prima volta Alessandro Mocellin insieme con Darcillo Lusato, che abbiamo messo insieme per fare questo seminario e vedere come si potrebbe lavorare insieme, tanti altri eventi accademici, adesso le foto passa un pochettino più svelto nei nostri eventi, corsi, qua anche una tavola tonda che abbiamo fatto, qua a poco tempo un evento accademico della UFN con i scolari sulla lingua veneta, cultura veneta, la UFN anche scommessa a lavorare con questa tematica, mi fa una vera pregazione, vado in le scuole con i scolari, parlare della lingua, della storia veneta per gli studenti, per sapere dell'importanza della base culturale della lingua, della base della cultura, se la lingua si finisce, la cultura si va via, allora se la quarta colonia vuole essere realmente questo posto particolare, differente dagli altri in Rio Grande do Sul, bisogna mantenere viva la nostra cultura, perché la cultura è quella che fa le robe essere come che è. Anche il convegno di cooperazione internazionale con l'Accademia della Buona Creanza, con il presidente Alessandro Mocellin, che anche fa parte della nostra cattedra, che è un lavoro importantissimo perché noi lavoriamo sì là, ma bisogna anche conoscere la situazione qua, conoscere la base linguistica e culturale qua, bisogna lavorare insieme, i veneti sparpagnai, bisogna lavorare insieme per fare il lavoro giusto, per mettere tutto a posto. Questo è per sapere che nella mia unità universitaria le porte di Vero Guinea questa sinalizzazione tetralingue. Perché? Perché noi là studiamo portoghese, spagnolo, inglese, ma studiamo anche veneto e allora il veneto è insieme con tutte le altre lingue internazionali perché la consideriamo una lingua internazionale. Questo qua è un simbolo per tutti chi arriva e chi vede, sapere la lingua veneta la gente allo stesso livello degli altri, non è sotto nessuna. Eventi che abbiamo partecipato, il secondo convegno internazionale sulla lingua veneta che è stato fatto nel 2019, qua è il lavoro importantissimo che bisogna anche a tutti qua del Veneto sapere, dell'Università di Utrecht, dove un studente di dottorato dell'Università di Utrecht si resta con noi in Rio Grande do Sul un mese di fare ricerche sulla lingua veneta, ma aveva altri in tutti i posti del mondo di ricercare anche altri veneti, progetto Microcontact, un progetto importantissimo in dove questi punti con il colore lì si vede il colore, quanto grande il è, vuol dire quanti parlanti Guinea anche, e se viene qua nel sud del Brasile, posti dove lui è andato, e si può andare dentro e anche sentire parte dell'intervista, così si può fare un viaggio nel mondo e vedere come si parla veneto in Veneto, come si parla veneto in Rio Grande do Sul, come si parla veneto anche in Argentina, un bel lavoro che dopo si è venuto fuori una tesi di dottorato su questa tematica.
anche il gruppo Arti per Vias sta con noi, abbiamo ricevuto l'URI, abbiamo aiutato a diagrammazione, anche stampa del libro, ti sempre te parli mai. Perché mi parlo questo? Perché mi so che la notizia ultima, la SEA all'Università Santa Maria ha fatto la lingua veneta diventare una disciplina del curriculum, ma questa è la punta dell'iceberg. Abbiamo un lavoro tanto grande, profondo, che forse non si vede, ma è la base per arrivare in questo momento, per arrivare in questo punto che siamo nella nostra regione. Abbiamo anche tanti eventi culturali, il mangiare dei nostri migranti, con i mangiare tipici della nostra regione. E adesso, vou parlare un pochettino svelto, ma penso che i veneti anche tutti parlano svelto, allora mi capisce, parlo per la professora Rosemar che farà la presentazione dei laboratori che la UFED la fa insieme con le scuole della regione. Allora, noi insieme con il Marco siamo un gruppo di ricerca, di pesquisa, facciamo il lavoro con i maestri e studenti del territorio del Geoparco Quarta Colonia, con il territorio il Guinea 9.223 km quadrati e Guinea circa di 1.000 maestri e tante scuole e allora facciamo un lavoro con i piccoli e anche ensino fondamentale, con i libri, con la nostra cultura, facciamo anche i materiali scolari e allora questo è un esempio di ricerca dei suoi antenati fin il paesetto qua di Veneto, fin la mia generazione, la generazione di mia figlia, si chiama l'albero genealogico e che sono biologa lo traduco con il eredogramma familiares, né, in formato di eredogrammas. C'è qui le maestre della regione. Sì. Questo è altro laboratorio, Questo è altro laboratorio perché adesso mi sono lavorato con Teatro Veneto di 1991 fino al 1918 con una compagnia teatrale, sono stata anche qui in 2007 nella regione del Veneto e allora adesso facciamo con i nostri allievi il lavoro, c'è qua la professora Thais che mi accompagna e altri due allievi che mi accompagnano también con questa. Stiamo iniziando una nuova frente di lavoro con il teatro, adesso un teatro più come recurso didattico. Questo è un libro che ho portato in ottobre dell'anno passato, no Roberta? Stiamo insieme con te, che parlano della polenta, ispirata in una canzone folcloristica, La Bella Polenta, che parlano da biologia, tecnologia, storia e scienza. Questo libro si chiama O colono va a scuola perché l'ho scritto nel 1991, l'ho registrato in tempo come erano le prime scuole che gli migranti le hanno fatto dopo che si è organizzato socialmente e non si è dismenticato della istruzione. Allora si è fatto su scuole particolari con la lingua veneta finché il governo nel 1945 scomissa dall'insegnanza pubblica, ma ancora i contadini le sedevano una pezza della sua casa, il quadro, compravano una bandiera nazionale e così via. Questo è un recurso didattico, la storia di Paolo. Questa è la domanda veneta che Marco fala. Da Santa Maria. Mi piaceria parlare un pochettino sobre la Bella Polenta. Come insegnare ciência insieme con lingua e cultura? È importante dire che dentro la Bella Polenta si insegna biologia, ciência, tecnologia, anche il mangiare e robe così. Possiamo definire questo è un lavoro di
qua si chiama di tesi di laurea, sora di domande, in modo che si fa le domande nel Veneto brasiliano, le nostre diciamo, laboratori che facciamo, e un pochettino sora la tematica e anche la parte dell'arte, sora la polenta con i scolari, abbiamo le foto avanti, la musica che lavoreremo con gli studenti, qua è tutto a Ivorá, qua nel municipio di Nova Palma, il Soturco, il mais, con gli scolari, qua la parte della musica, il nostro gruppo delle donne università e per finire la disciplina Lingua Veneta Rento Università. Perché questo? Per far che ogni volta la nostra disciplina sia motivazione di ricerca Rento la università. Adesso i giovani vanno all'università e cattano la lingua veneta che fa una possibilità di studio per tutto, per capire meglio cosa sia la lingua e la cultura veneta, anche che fa base per la sua graduazione in ogni area, che può essere storia, può essere linguistica, e anche che fa una base per le ricerche, per il mestrado, per il dottorato. Abbiamo tanti scolari di master e di dottorato di fare questa disciplina con la voglia di imparare meglio e essere la base per dopo fare più ricerche. Allora, questo è il motivo di tanto orgoglio per noi altri. Brasile e Italia insieme, amici, ma noi altri, Veneti, Rio Grande do Sul, sempre avanti, sempre meglio. Siamo la stessa famiglia. Grazie. Grazie. Beh, grazie. Grazie. Io mi volevo chiudere, sarà sta giornata, sta conferenza, ma intanto avevamo i nostri colleghi Enrico Corsi e Silvia Cestaro qua presenti insieme con noi altri, assieme col presidente Ciambetti. Se Ettore Beggiato mi diceva due parole per chiudere, perché Ettore Beggiato è cittadino onorario di Serafina Correa, è l'autore del manuale di grafia veneta, quando già era assessore in Regione Veneto, quindi era un consigliere regionale, ha fatto l'assessore per un periodo in Consiglio regionale del Veneto, e sta l'autore del manuale unitario grafia veneta. Insomma, credo che a Ettore che dovevamo parecchio. Ettore, mi dici due parole anche a te? Non te avevo preavvertito, ma credo che sia maniera giusta per chiudere. Sì, buongiorno a tutti. A me mi tocca parlare in Veneto perché dopo l'amico Marcos faria brutta figura se parlasse in altre lingue, nella nostra seconda lingua, perché la nostra lingua madre è il Veneto. Dopo ne è costretto a imparare anche l'italiano grammaticale, ma mi parlo come tanti di noi altri, perché le domande che mi faceva Marco e gli altri amici amiche che arriva da Rio Grande do Sul è proprio questa: ma nel Veneto che c'è ancora veneti, che c'è ancora gente che parla veneto, come c'è la storia, perché in Brasile ne conta un po' di tutto. Ecco, mi credo che questa piccola esperienza che avevo qua nella terra dei vostri pari è significativa e dimostra che il Veneto è più vivo che mai, che la nostra identità è più viva che mai e che la nostra lingua è più viva che mai. Quindi tornai in Brasile con un gran struccone da parte di tutti i veneti, come dicevo gli altri, ma anche con la coscienza che nel Veneto c'è tanta gente che pensa come voi altri e che c'è sempre più gente che guarda al vostro modello, che guarda al vostro Stato a Rio Grande do Sul come un modello da studiare, da capire, e soprattutto di darvi un gran ringraziamento, un gran struccone per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che ha fatto i vostri vecchi. Viva il Veneto, viva Rio Grande do Sul e viva San Marco. Bene, grazie a tutti. Non credo che dopo parole di Ettore sia impossibile aggiungere altro niente. Passiamo alle foto e consegna dei doni.